Alleanze e strategie in vista dei ballottaggi. Oggi per Porto Empedocle ascoltiamo Salvo Iacono, mentre a Favara i sostenitori di Infurna dicono i nostri elettori lasciati liberi di scegliere. Giunta operativa hanno giurato gli assessori del riconfermato sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Il punto di Zappia, situazione migliorata ma preoccupano Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata. Una 3 giorni a Enna per le associazioni di volontariato. Scoppia la grana dell'addetto stampa al Pirandello per il Codacons scelto in assenza di criteri. Scende in campo il Sagi che dice va fatto il bando. Cantiere dimostrativo al Bosco di Buonanotte. Ampia pagina sulle notizie del fine settimana. A tutti un saluto dalla redazione di TVA Notizie. Apriamo con i ballottaggi, ci sono grandi manovre per ora tra i partiti e a Porto Empedocle in vista del ballottaggio oggi abbiamo ascoltato uno dei due competitor, Salvo Iacono. Sentiamo cosa ci ha detto. Siamo con Salvo Iacono è andato al ballottaggio, ecco intanto una valutazione del voto che gli empedoclini hanno espresso nei suoi confronti. Siamo al ballottaggio e domenica e lunedì si vota per il ballottaggio, ci sono due contendenti. L'analisi del voto, molto semplice, non ci sono più i consiglieri candidati, si vota per il sindaco e per il futuro di questa città. Non faccio un appello ora che ancora c'è una settimana per fare gli appelli, però l'analisi del voto è molto semplice. Siamo andati a ballottaggio, io e l'altra compagine guidata da Martello con una manciata di voti di scarto. Stiamo lavorando perché la normativa impone la possibilità di poter fare degli apparentamenti con altri partiti e entro i termini di scadenza dettati dalla normativa stiamo andando avanti con la possibilità di apparentamenti. Salvo Iacono rimane candidato, ancora più determinato nella possibilità di dare uno sviluppo e un cambiamento a questa città. L'analisi del voto si legge dai numeri, si legge da molte candidature andate a male, si legge su un buon consiglio comunale con gente che ha passione, tutti i partiti mi riferisco, passione e volontà di lavorare per questa città perché, ripeto, fin dal primo giorno ho manifestato la situazione emergenziale in cui grava questa città, non soltanto dal punto di vista della macchina burocratica ma anche da tutti i servizi e le attività che mancano e il resto è legato al nostro programma e a quello che dovrò riuscire a fare per la città. L'astensionismo non la preoccupa? Già c'è stato un alto astensionismo e al ballottaggio sicuramente sarà maggiore. L'astensionismo non è stato molto perché hanno votato 9.800 persone in meno, ma dobbiamo considerare la situazione del Covid e altre situazioni contingenti. La legge porta al secondo turno un candidato deve vincere, quindi mi preoccupa l'astensionismo, ma anche con 1000 voti 501 si vince, quindi la gente io gradirei che la gente vada a votare per manifestare ancora di più al sindaco che dovrà vincere la possibilità di avere anche i numeri e il supporto dei cittadini. Tra le emergenze di Porto Empedocle ce ne sono tante, la prima a cui lei tiene e da futuro sindaco nel caso venga eletto possa risolvere. La prima emergenza secondo me è la macchina burocratica, il comune manca di dirigenti, manca di apicali, che significa manca l'ingegnere capo di ruolo, manca il dirigente del settore economico di ruolo. C'è la possibilità con la stabilizzazione di organizzare i concorsi, molta gente è andata in pensione, i soldi ci sono per fare concorsi, dobbiamo ricostruire prima di tutto la macchina burocratica, perché non funzionando la macchina burocratica la politica dà indirizzi, ma la macchina burocratica non li segue, perché non c'è personale e non ci sono anche
voglio dire, perché cerco apicali e parlo di apicali, perché occorrono i dirigenti che riescano a formare il personale e a portarlo nelle condizioni di fare il responsabile del procedimento, cosa che a quanto sembra non funziona al Comune Porto Empedocle. Ecco, un appello agli indecisi di Salvo Iacono. Non so se ci sono indecisi su Salvo Iacono, questo non lo posso sapere, però devo dire che in questo momento stiamo andando avanti, il nostro movimento, perché siamo partiti con un movimento e continuiamo a essere un movimento di cui io ho l'onore di rappresentare, un movimento che ha un bellissimo programma. All'ultima pagina del programma si leggono i primi 100 giorni di governo, andatevi a leggere l'ultima pagina del programma dove ci sono una serie di iniziative che il Comune dovrà portare avanti sotto la mia probabile guida. Non intendiamo fare accordi evanescenti ed illusori con l'altra metà del centrodestra che ha la responsabilità di averlo diviso sin dal principio, lo afferma la coalizione Orgoglio Favarese composta dai partiti e movimenti Forza Italia, Lega Sicilia, Democrazia Cristiana, Onda, Cambiare Passo e Noi per Forza Azzurri, che nella recente competizione elettorale ha sostenuto il candidato in Furna. In ragione di ciò, partiti e movimenti della coalizione che lo ha sostenuto lasciano liberi i loro elettori di scegliere chi votare. E invece a Montevago hanno giurato i 4 nuovi assessori nominati dal primo cittadino Margherita La Rocca a Ruvolo. Si tratta di Vincenzo Infranco, che è il vice sindaco, Vita Anna Maria Saladino, Domenico La Rocca e Calogero Barrile. Continueremo a lavorare per Montevago, ha detto il sindaco, seguendo con attenzione i cantieri già aperti come quello per la riqualificazione dell'anfiteatro comunale all'aperto, delle scuole, i lavori di recupero della chiesa madre con un nuovo finanziamento della regione, la ristrutturazione degli alloggi popolari di via 15 gennaio e ancora il cantiere per la ristrutturazione della città dei ragazzi, e continueremo a puntare molto, conclude, sull'arte e sull'enogastronomia per attirare visitatori e turisti. Cambiamo pagina, parliamo adesso dell'ASP che dalla prossima settimana la direzione generale sarà resa itinerante, delocalizzata dunque a turno presso i 5 presidi ospedalieri della provincia di Agrigento. Da lunedì si parte con l'ospedale San Giovanni di Dio. È una scelta che vuole vivere da vicino le dinamiche dell'assistenza ospedaliera, afferma Zappia, e stimolare lo spirito di squadra tra chi opera in corsia e la direzione strategica. E intanto, parlando di ASP, parliamo anche di Covid. C'è il punto della situazione che viene tracciato come ogni settimana dal commissario Zappia. Siamo a metà ottobre, facciamo il punto della nostra condizione della sanità agrigentina rispetto alla pandemia. Allora, iniziamo subito con quello che era un pachiderma, che adesso invece si sta consolidando sopra i 200 casi a settimana. Cioè noi lo diamo come un dato positivo perché abbiamo raggiunto i 2000 e passa, però questo ci fa capire che il virus circola fra di noi, quindi stiamoci attenti, e se ascoltate la televisione adesso il virus colpisce di più i bambini nelle scuole, gli adolescenti, e quindi teniamo presente che sono numeri accettabili, possono essere tracciati, però il virus è in mezzo a noi. Vi dico velocemente che per quanto riguarda gli ospedali siamo in una condizione questa settimana relativamente di tranquillità, perché abbiamo solo 5 in medicina, stiamo parlando di Ribera perché è l'unico ospedale che è rimasto attivo così come da decreto per il Covid, e 2 li abbiamo in rianimazione, poi non abbiamo più nulla. Io cercherò di concentrarmi, quindi dopo avervi dato questi dati abbastanza tranquillizzanti, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri, vi vorrei dire qualcosa, vorrei perdere qualche minuto sulle vaccinazioni. Allora, la condizione della provincia di Agrigento si conferma con dati assolutamente positivi, perché abbiamo l'83% quasi di vaccini con una sola dose e abbiamo quasi l'80% di immunizzati, 79,37.
quindi potrebbe andare tutto bene, salvo che vi ricordate che settimana scorsa io vi parlavo sempre dei 3 comuni di Ravanusa, di Palma e di Licata. Qua dobbiamo concentrarci perché la novità è che in base alle disposizioni regionali stanno monitorando attentamente questi dati per eventualmente procedere alla chiusura dei comuni con l'istituzione in zone arancioni, rosse o altro, cosa che è già successo, sapete bene, a Francofonte e in qualche altro comune della nostra Sicilia. Il concetto è che se non arriviamo al 70% di immunizzati, i comuni che non sono al 70% di immunizzati potrebbero rischiare la chiusura. Gli unici comuni che sono di sotto del 70%, perché tutto il resto, come dicevo, sono alti, sono i 3, Ravanusa, Palma e Licata. Vi dico i numeri. Allora, Ravanusa 66,35% di vaccinati con almeno una dose, 61,97, quindi 62 con immunizzati, quindi qua siamo lontanissimi dal 70, quindi diciamo che Ravanusa è a rischio provvedimenti restrittivi. Palma di Montechiaro è messa ancora peggio, perché qui abbiamo un po' splittato com'è la composizione di questi vaccinati. A Palma di Montechiaro noi abbiamo il 66,39% di vaccinati con una dose tra i 12 e i 60 anni e l'85,93% over 60 sempre con una dose. Quindi che succede? Che se noi riuscissimo a convincere i 12-60 anni a vaccinarsi almeno con una dose, siamo ben al di sopra della media. Diverso il discorso per i vaccinati e immunizzati totali, dove Palma di Montechiaro raggiunge il 57,11% nella fascia 12-60 anni, mentre già è all'82% per le persone over 60. Palma diventa una città a rischio se la regione fermerà il monitoraggio una settimana, ovviamente siamo in una condizione di rischio vero. Su Licata invece il rischio ce l'abbiamo un po' meno pesante, perché sono al 63,42% dei soggetti dai 12 ai 60 anni e quindi sono un po' più vicini alla soglia del 70, ma con i numeri di vaccinazioni che stiamo facendo in queste settimane, che non raggiungono il migliaio di vaccinazioni in tutta la provincia, non ce la facciamo. E adesso alcune brevi di cronaca. Un commerciante di Santo Stefano di Quisquina di 25 anni è stato denunciato ieri mattina in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di 340 grammi di marijuana. E poi ignoti vandali hanno danneggiato 2 auto, la prima al Viale della Vittoria, una Mercedes alla quale hanno distrutto un finestrino asportando una serie di oggetti contenuti all'interno della stessa, una seconda, una Fiat Panda, che è stata danneggiata con graffi e righe, che era di proprietà di un meccanico. Invece non hanno risposto al GIP i 4 indagati per un giro di droga scoperto dai carabinieri a Raffadali. Arresti domiciliari per Calogero Nocera, 25 anni di Raffadali, Azzurra Luparello, 23 di Favara, Giovanni Valenti, 47 di Favara. Obbligo di dimora nel comune di residenza è stato imposto al libico Ashraf Soufiane. Sono state le telecamere di videosorveglianza sita nella centrale Piazza Progresso a rilevare quanto accadeva e contribuire all'emissione del provvedimento cautelare. E ancora agli arresti domiciliari doveva stare un uomo egiziano che invece girava tranquillamente per le strade di Ribera. Un disoccupato di 30 anni è stato per questo arrestato dai carabinieri per evasione e rischia il trasferimento in carcere. 3 giorni per il volontariato siciliano da svolgere presso l'Unicore di Enna. Sentiamo adesso nelle interviste il ruolo strategico che ha il volontariato anche alla luce della situazione pandemica verificatasi.
Al via Enna presso l'Unicore le giornate del volontariato siciliano, una 3 giorni dedicata all'impegno di migliaia di cittadini volontari nel settore sociosanitario, nell'ambiente, nella protezione civile e del terzo settore, tra relatori gli assessori regionali alla famiglia e alla politica sociale Antonio Scavone e l'assessore alla sanità Ruggero Razza. Per l'assessore Scavone queste 3 giornate saranno di lavoro, di incontro e di riflessione per la nostra terra. Le associazioni di volontariato sono in Sicilia 2581 iscritte e 226 le nuove istanze presentate. Io direi meno male che c'è stato il volontariato, un fatturato di 80 miliardi, 1,5 milioni di addetti, 5 milioni di volontari, 26 milioni di persone che ricevono agio da questo intervento, questo spirito di gratuità che tutto dà e niente chiedi. Oggi celebriamo 3 giorni importanti in Sicilia, festeggiando, registrando, salutando il mondo del volontariato. Partiamo col welfare. Il welfare, tra tutti gli impegni di questo mondo di grande generosità, è quello dove forse si ottengono i risultati più significativi, e anche l'Europa col grande investimento del piano del Recovery Plan, il piano nazionale di rilancio e resilienza, sottolinea che non solo servono le risorse, ma serve una grande rifondazione normativa a partire da un rapporto più corretto e paritario tra il livello di governo e la gestione del terzo settore. Per l'assessore alla sanità Ruggero Razza, il volontariato è stato uno dei presidi più importanti durante la pandemia e continua a essere un punto di riferimento all'interno delle strutture ospedaliere, svolgendo un compito che spesso il sistema sanitario non riesce a realizzare. Intanto è la prima volta che la Regione organizza, su iniziativa del Presidente e direi su grande impulso del Presidente, 3 giorni per stare assieme con il mondo del volontariato. Per la sanità il volontariato è stato uno dei presidi più importanti durante la pandemia, continua a essere un punto di riferimento essenziale all'interno delle strutture ospedaliere e svolge un compito che tante volte il sistema di sanità, sia pubblico che privato, non riesce a realizzare. Essere accanto alle famiglie. Se noi diciamo, come facciamo bene a dire, che un sistema di sanità che funzioni mette il paziente al centro del sistema, oggi accanto al paziente c'è la famiglia del paziente, ci sono le paure familiari, ci sono tutto quel mondo di umanità che oggi è diventato centrale nel momento in cui si parla di umanizzazione delle cure. 5.000 euro andranno all'addetto stampa, una giornalista palermitana della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento. Ne dà comunicazione il presidente della Codacons, Giuseppe Di Rosa, che in una nota trasmessa alla stampa esprime disappunto per quello che definisce un atto di elargizione di soldi pubblici nel silenzio assoluto e senza alcun criterio. Siamo davvero stanchi, conclude, perché avevamo creduto nel cambiamento. E la notizia viene raccolta dal sindacato Sagi, che esprime le sue critiche e perplessità in ordine alla scelta effettuata nel giugno scorso dagli organismi scaduti della Fondazione Teatro Pirandello di prorogare fino alla fine dell'anno l'incarico di addetto stampa. Una scelta opinabile, dice il sindacato, che auspica adesso, considerato che la Fondazione riceve contributi dal Comune, dal Ministero e dalla Regione siciliana, una selezione pubblica per l'incarico relativo alla comunicazione dell'ente. Il bando, sempre per il Sagi, dovrà tenere conto di alcuni requisiti che privilegiano soprattutto i giornalisti disoccupati e inoccupati, e comunque il sindacato si dichiara disponibile sin da subito a dare ai futuri vertici della Fondazione il proprio contributo fattivo per la formulazione del bando. Il governo della regione ha deliberato lo stato di calamità naturale per il settore dell'apicoltura siciliana, devastato dal consistente calo della produzione di miele causato dalle ondate di calore anomale che hanno caratterizzato la scorsa estate, con temperature che hanno sfiorato i 50 gradi. Alla distruzione di interi apiari, inoltre, si è anche aggiunta quella dei pascoli estivi autunnali delle api, al punto tale che gli imprenditori del settore
settore sono stati costretti ad intervenire con l'alimentazione straordinaria degli insetti per consentire loro il superamento della stagione invernale. E sarà il TAR ad esprimersi sulla legittimità del calendario venatorio valato per la stagione della caccia 2021-2022 dopo il ricorso dello scorso mese di agosto da parte di Legambiente Sicilia, WWF Italia, Onlus e l'IPU, che si erano rivolte al TAR per impugnare il decreto con cui l'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea aveva approvato il calendario venatorio. Per difenderne la legittimità, l'UNAVE si è rivolta agli avvocati Rubino e Valenza. La decisione è attesa per il prossimo 27 di ottobre. Al via questa mattina la 10ª edizione delle giornate FAI, un successo già annunciato viste le tante prenotazioni giunte sul sito ad Agrigento, visitabile il giardino della Colimbetra. Al via da questa mattina la grande manifestazione di piazza del FAI Fondo Ambiente Italiano, un successo già annunciato grazie anche alle tante prenotazioni arrivate nel frattempo sul sito del FAI. Ecco i luoghi della 10ª edizione delle giornate FAI di autunno proposte dal gruppo FAI Giovani con il supporto della delegazione FAI di Agrigento diretta dall'avvocato Giuseppe Taibi. Ad Agrigento è visitabile anche il giardino della Colimpetra, a Racalmuto il Castello Chiaramontano, la Casa Museo Sciacia, il Teatro Regina Margherita, a Porto Empedocle, street art e letteratura in collaborazione con l'associazione Mariterra. Sì, una grande giornata di festa qui a Porto Empedocle, offriamo un percorso di street art grazie agli amici di Mariterra, voglio ringraziare anche gli amici della delegazione di Agrigento e del FAI e tutte le scuole che sono presenti qui accanto a me, alcuni di loro faranno i ciceroni e quindi ci riapriamo alla cittadinanza e invitiamo, grazie anche a voi, a tutti a partecipare perché noi siamo aperti anche oggi pomeriggio fino alle 18:30 ma anche domani dalle 9:30 alle 18:30, ma siamo presenti anche a Racalmuto, quindi vi invitiamo ad andare a Racalmuto, un percorso legato a Sciascia molto interessante e poi siamo presenti anche alla Colimbetra, quindi 2 giorni di festa ma 2 giorni anche per una raccolta di fondi, 2 giorni per cambiare la mentalità e questa idea di aprire con la street art secondo me è fondamentale perché è un mezzo nuovo di far conoscere la comunità, la cultura locale ma anche un po' tutto quello che sta avvenendo in una città che rinasce come Porto Empedocle. Wow. Anche post-Covid è importante questa presenza, no Presidente? È fondamentale perché dobbiamo, come dicevo poco fa, riaprirci alla speranza, siamo appunto in zona bianca, dobbiamo ripartire grazie anche alle vaccinazioni e quindi è importante essere in piazza, è da un po' che non eravamo in piazza, come sapete non è più necessaria la prenotazione, quindi veniteci a trovare qui in loco, faremo dei turni dalle 9:30 alle 18:30 di circa 40 minuti e sarà veramente una festa. Ecco, questo connubio col FAI da cosa scaturisce? Scaturisce da tanti anni di impegno, finalmente il nostro impegno e il nostro lavoro è stato premiato qui a Porto Empedocle, quindi anche il FAI si è accorto di questi bellissimi percorsi che avevamo creato con la street art, abbiamo cercato di portare un po' di bellezza a Porto Empedocle, nel nostro centro storico in particolare. E dunque qua si riqualifica giustamente che siamo con il FAI, quindi la cittadinanza attiva, il volontariato, l'amore per il territorio, la valorizzazione del territorio. Per noi il centro storico di Porto Empedocle è molto importante come il porto, di certo la street art ci permette di intrufolarci tra le vie e a raccontare di Camilleri, di Pirandello, di Empedocle, di San Calogero, che sono le nostre identità culturali qui nel territorio e divulgarle quindi. E siamo contenti che ci sono i giovani qua perché è un modo nuovo di educare, no? Così tra i vicoli, poter decantare qualche pezzo di Camilleri, insomma pagine letterarie, siamo contente di questo, felicissime. Quindi vi presentiamo Porto Empedocle come non l'avete mai vista, in una prospettiva nuova, più contemporanea, una prospettiva artistica. Speriamo possiate apprezzare quindi questo percorso che abbiamo realizzato per voi in collaborazione con il FAI. Naturalmente non potevano mancare le scuole empedocline, anche la scuola media Rizzo dell'Istituto Comprensivo Pirandello è qui per dare un valore aggiunto a queste giornate FAI d'autunno che approdano quest'anno anche a Porto Empedocle. Un borgo marinaro riqualificato, abbellito grazie al lavoro di tanti volontari, ringraziamo Mariterra per la proposta che è stata accolta con entusiasmo da parte del FAI, ma come delegata FAI Scuola sono felice di vedere scendere in piazza anche alcuni
alcune scuole. Per esempio stanno per arrivare alcune classi del liceo classico Empedocle, in questo momento sono a Racalmuto alcune classi del liceo scientifico Leonardo e oggi qui gli alunni, che sono anche gli alunni della scuola che ho il piacere di dirigere, che ringrazio, con i docenti, perché in questi giorni vederli in giro per la città a fare delle foto, ad esercitarsi nelle performance che oggi presenteranno per abbellire ancora di più questo percorso mi rende veramente orgogliosa anche come cittadina empedoclina. Sì, allora innanzitutto diciamo l'amore per questa città e poi grazie anche alle nostre professoresse che ci hanno anche coinvolto molto in questa esperienza e diciamo che tutto questo ci rallegra molto. E niente, ci metteremo davanti il murales e spiegheremo le cose che ci ha insegnato la nostra professoressa Luca Tania. Mi ha spinto a farlo l'amore per la mia città, l'amore per Porto Empedocle e devo ringraziare anche le professoresse che ci hanno coinvolto in questa esperienza totalmente nuova per me e per altri miei compagni e mi ha spinto a farlo anche la volontà di spiegare e di far capire anche ad altre persone quello che è la nostra città, Porto Empedocle. E il FAI Giovani si spende anche per questa iniziativa oggi? Sì, abbiamo scelto e abbiamo aderito alla proposta che ci è giunta dall'Associazione Mariterra perché abbiamo riscontrato un progetto originale, un modo diverso, innovativo, anche molto contemporaneo di raccontare la storia, la cultura, la letteratura di Porto Empedocle. Quindi l'abbiamo anche trovata molto calzante con l'ottica giovani che il FAI Giovani appunto vuole portare avanti e far conoscere del nostro territorio. Le terme di Sciacca e Acireale rischiano il deterioramento, complice il silenzio della Regione sul progetto INAIL, lo denuncia il deputato del PD Michele Catanzaro. Sulle terme di Sciacca e di Acireale interviene il deputato del PD onorevole Catanzaro, il silenzio della Regione sul progetto INAIL, sulle strutture che rischiano il definitivo deterioramento. Cogliendo gli inviti di comitati, associazioni e prendendo atto della cappa di silenzio con cui Musumeci continua ad avvolgere le problematiche delle terme di Sciacca e di Acireale, il deputato regionale del Partito Democratico onorevole Michele Catanzaro ha presentato un'interrogazione con risposta urgente al Presidente della Regione, all'assessore per l'economia e all'assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, riferendosi alla manifestata volontà del Governo di perseguire il processo di privatizzazione con il cosiddetto progetto INAIL. Nella circostanziata interpellanza l'onorevole Catanzaro chiede di sapere se ci sono notizie in merito a tale percorso e quali altre iniziative il Governo regionale stia portando avanti. È trascorsa infatti ampiamente la scadenza prefissata al 30 settembre per i quesiti posti dall'INAIL per poter valutare la possibilità di finanziare direttamente con un proprio investimento l'acquisto dell'intero patrimonio immobiliare dei complessi termali di Sciacca e Acireale. A oggi non si ha notizia se la Regione siciliana ha inviato per tempo le risposte, rileva l'onorevole Catanzaro nell'interrogazione, né quali altre iniziative si intendono porre in essere per la risoluzione dell'annosa problematica. Sostenendo le legittime preoccupazioni del mondo delle associazioni che da anni chiedono la riapertura delle terme, l'onorevole Catanzaro ricorda come sulla vicenda rimangono disattese le interrogazioni, le interpellanze e la corrispondenza inviata dal 2017 a oggi. Per l'onorevole Catanzaro c'è il rischio concreto di un definitivo e irreversibile deterioramento di beni di pubblica utilità, con le correlative responsabilità anche di carattere giuridico. Il Bosco di Buonanotte a Santo Stefano di Quisquina, teatro di un cantiere dimostrativo e formativo promosso dal Dipartimento Sviluppo Rurale tramite il servizio di Agrigento. Si è svolto ieri presso la foresta demaniale Buonanotte a Santo Stefano Quisquina un cantiere forestale dimostrativo e informativo promosso dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale, realizzato dal Servizio 9 territoriale di Agrigento nell'ambito del progetto For Italy, formazione professionale per l'Italia, che ha visto la partecipazione di diverse regioni italiane, tra cui la Sicilia partner del progetto. L'obiettivo è stato quello di supportare il recepimento su tutto il territorio nazionale del decreto ministeriale sulla formazione professionale,
al fine di formare 90 nuovi istruttori forestali che saranno impiegati su tutto il territorio nazionale per la realizzazione dei corsi di formazione in ambito regionale. Il progetto For Italy è un progetto di ambito nazionale che punta nelle varie regioni aderenti, tra cui la regione siciliana, a creare dei modelli di gestione forestale sostenibili che si ispirano al nuovo testo unico delle foreste che è stato approvato negli anni precedenti. Quindi è un'applicazione sul campo di quelli che sono i nuovi indirizzi della gestione forestale sostenibile. Qui a Santo Stefano, quindi nel Bosco di Buonanotte, abbiamo uno dei cantieri dimostrativi in cui verranno effettuate tutta una serie di prove dimostrative di attività selvicolturale e anche attività formative, cioè di corso, soprattutto nel settore della formazione. La Regione Siciliana, grazie a questo progetto, ha già istituito, aggiornato il proprio repertorio anche delle qualificazioni professionali in collaborazione col Dipartimento della Formazione, creando anche le 2 nuove figure di istruttore forestale, di operatore forestale, che sono formate ai sensi proprio del DM delle foreste. Noi stiamo dando gambe al testo unico forestale attraverso i decreti attuativi. Uno di questi decreti attuativi è dedicato proprio alla formazione, a fare in modo che in tutta Italia ci sia un adeguato livello formativo per poter poi attuare i criteri della sostenibilità, della gestione sostenibile nelle attività forestali. Questo progetto For Italy è appunto sostenuto dal Ministero delle Politiche Agricole attraverso le regioni, che sono comunque i soggetti attuatori della politica forestale in Italia, in quanto la materia è competenza esclusiva regionale, però il coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole è molto importante per poter avere uno sviluppo comune in tutto il territorio italiano. Quindi è importante questo interscambio, insomma, anche tra realtà regionali diverse? È fondamentale, perché confrontandosi vengono fuori anche spesso le soluzioni sui problemi che ciascuno nella realtà ha. Si tratta di un progetto che ha valenza nazionale, per noi, per il territorio agrigentino, è sicuramente motivo di orgoglio e di vanto. Ci ha impegnati fin dal mese di maggio, prima per la scelta del sito dove svolgere la manifestazione e dopo con tutte le pratiche burocratiche che ci hanno permesso di arrivare a questa giornata. Ecco, effettivamente come si svolge l'iniziativa? Brevemente, se ce la vuole descrivere. Allora, il progetto, come ha detto giustamente il dirigente generale, coinvolge diverse regioni italiane e noi si svolge in 7, il progetto prevedeva 7 cantieri dimostrativi, di cui l'ultimo si sta svolgendo da noi in Sicilia. E dopo questo cantiere dimostrativo, che come ha illustrato la dottoressa Licata si svolge in 7 stazioni, di cui 6 sono all'aperto, 1 all'interno del rifugio, e dopo questa fase ci sarà la seconda fase, che consisterà nell'organizzare un corso di formazione professionale, dove andremo a qualificare 5 operatori forestali che a sua volta avranno anche il titolo di formatori. Attraverso i primi 5 pionieri cercheremo di formare tutto il personale, sia quello che lavora da noi nel pubblico e sia quello che lavora nei privati. Un territorio che vuole uscire fuori da uno spopolamento pressante, e per uscire fuori da questo spopolamento stiamo lavorando in sinergia fra istituzioni, l'istituzione ente comunale, l'istituzione regionale, il Dipartimento Aziende Foreste, tutti enti che stanno lavorando per dare la possibilità ai comuni anche dell'area interna dei Sicani di avere sempre più la possibilità di svolgere un ruolo importante, quello di avere territori competitivi fuori dalla marginalità, che stanno investendo tanto su 2 segmenti turistici importanti, il turismo relazionale e il turismo sostenibile, e per questo noi come comune dei comuni sostenibili stiamo cercando appunto di portare avanti tutta una serie di tematiche di sensibilizzazione, e per questo oggi ringraziamo il distretto, il Corpo Forestale, la Regione Siciliana, il Dipartimento dello Sviluppo Rurale per questa importante e qualificante iniziativa. Siamo a Santo Stefano di Quisquina, nell'area forestale demaniale Buonanotte.
Notte, conosciuta a livello regionale sicuramente, che rientra all'interno della riserva naturale orientata a Monte Cammarata, dove ricadono i territori di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano e Santo Stefano. È un'area meravigliosa che è stata anche apprezzata dalla Regione Piemonte e dalla Regione Liguria, che partecipano attivamente a questo progetto. Sono rimasti entusiasti sia per la bellezza paesaggistica sia per, voglio dirlo non con presunzione, per l'organizzazione attiva e fattiva che stiamo dimostrando nell'organizzazione di questo grosso progetto che coinvolge diverse regioni d'Italia, non solo la Sicilia. La Sicilia è una regione partner a cui fa capo la regione Piemonte, che è capofila. È un progetto finanziato dal Ministero, quindi molto interessante, che prevede anche una fase successiva. Oggi si sta svolgendo il cantiere forestale dimostrativo didattico, ma c'è una fase successiva che è quella della formazione, molto interessante. Verrà svolto un corso di formazione l'anno successivo, nel 2022, proprio sulla formazione forestale, che ha l'obiettivo di formare dei professionisti di attività in bosco. L'UNIF è un'associazione che unisce tutta una serie di competenze forestali italiane. Come associato abbiamo 15 università italiane, 3 istituti di ricerca e alcuni istituti regionali sempre del campo forestale. La sede dell'UNIF è a Firenze, presso l'Accademia di Scienze Forestali. Quindi noi insomma siamo inseriti nel mondo forestale portando avanti tutta una serie di iniziative scientifiche per l'evoluzione tecnologica nel campo forestale. Il progetto di oggi come lo vede? Una sua valutazione? Il progetto di oggi è di un'importanza estrema ed è diciamo voluto dal nuovo codice forestale e per la formazione degli operatori forestali, perché saranno costituiti anche gli albi per questi operatori forestali, quindi è necessario, ci sarà una qualificazione di altissimo livello e questa sarà una dimostrazione in questo senso qua. Lei è stato un alto dirigente dell'Ispettorato della Foresta, del Corpo Forestale, insomma come vede ora questa evoluzione nei tempi dell'attività? Ma io credo che negli ultimi anni lo sviluppo del settore forestale è uno sviluppo per il quale c'è un'attenzione maggiore. Questa è un'esperienza sia per le persone che ci siamo qua, ci siamo circa 120, che sicuramente ci renderà molto più consapevoli della sicurezza e della importanza del governo del bosco, che negli ultimi anni è stato un po' diciamo, messa a margine nei confronti di altre attività che per il governo o comunque per la situazione commerciale dell'isola. Ricordo che molte attività pregresse erano e si portavano nel governo del bosco, che è un'attività redditizia e di salvaguardia non solo dell'ambiente ma anche di economie rurali che potrebbero in futuro essere delle sentinelle degli ambienti. Abbiamo spiegato sull'utilizzo delle carrucole, del parallelogramma delle forze, cioè dell'intensità che si va a scaricare sulle carrucole, quindi per poter dimensionare in base allo sforzo che abbiamo. Ecco, tutte cose che per la sicurezza sono importanti, da quello che vedo. Fondamentali sono, sì. È molto rischioso quello che fate? Se si lavora con la sicurezza e con determinate regole c'è una percentuale di pericolo, però vanno eliminate tante cose. Come valuta questa iniziativa di oggi qui a Santo Stefano? No, molto interessante, molto buona e anche un'opportunità per potersi confrontare con altre realtà. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, poi torniamo con un'ampia pagina dedicata allo sport. Apriamo con la Fortitudo che gioca contro il Ruvo di Puglia e l'importante è vincere.
Lasciato l'entusiasmo alle spalle per l'ultima vittoria contro il Formia, la Fortitudo Agrigento è posta a un banco di prova importante contro la squadra del Ruvo di Puglia, anch'essa con il bilancio di una vittoria e una sconfitta, la prima convincente contro Salerno e la sconfitta di misura contro il Pozzuoli. La formazione del coach Ponticello si affiderà a Markovic, Hidalgo e Ciribeni, i giocatori di più esperienza con il miglior minutaggio in squadra. Coach Catalani ha recuperato anche Santiago Bruno per questa trasferta e spera di confermare i numeri e le prestazioni dei biancazzurri che hanno battuto largamente Formia, capitanati da Albano Chiaristella. Primo nella classifica per rimbalzi del proprio girone. Vincere serve per ottenere altri 2 punti importanti, ma soprattutto per dare continuità alle prestazioni positive della squadra. I risultati della quinta giornata della scorsa settimana hanno evidenziato che al momento non esistono delle vere leader nel campionato di eccellenza girone A. Basta inanellare una serie di risultati utili consecutivi per ritrovarsi in alta quota. È il caso del Don Carlo Misilmeri, che guida l'attuale classifica, ma con solo 2 punti di vantaggio su un gruppo di compagini in agguato. Domenica sarà sicuramente una giornata particolare, anche per la coincidenza di alcuni match che potrebbero ridisegnare ancora una volta la graduatoria. Si gioca ad esempio Pro Favara Don Carlo Misilmeri, gara dall'esito incerto. 2 squadre che stanno attraversando un momento positivo senza trascurare poi Castellammare Mazzarese, oppure Mazzaraenna e, perché no, anche Marineo Nissa. La compagine biancoscudata sarà messa alla prova senza alcuni calciatori di prima squadra che hanno scelto anzitempo il proprio impegno stagionale. Per quanto riguarda le agrigentine del Pro Favara abbiamo già accennato, sottolineando anche che sulla panchina siederà il nuovo tecnico Francesco Tudisco, che ha già debuttato vittoriosamente in Coppa contro la Nissa. Sulla carta l'Acragas, gara che è stata rinviata mercoledì 20 ottobre allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello, sembrerebbe avere sulla carta l'impegno più facile, ma non è così, anche perché Monreale si trova in una posizione critica e cerca punti importanti. Se per il prossimo mercoledì non cambierà la designazione, dovrebbe arbitrare Michele Piccolo di Pordenone. Ritorna in casa il Casteltermini dopo la prodezza esterna di Castellammare ed incrocia le armi con l'imprevedibile Parmonval. Questa gara è stata affidata a Luca Naselli di Catania. Cerca invece riscatto il Canicattì in trasferta con il Cussi Palermo. Questa gara è stata anticipata questo sabato, arbitro Francesco Comito di Messina. Anche l'Unitas Sciacca intende rivalersi dopo la sconfitta patita sul proprio campo ed affronta fuori casa il Marsala, designato in questo caso Andrea Augello di Agrigento. Dunque queste sono le gare in programma in questo turno di campionato di eccellenza girone A. Cus Palermo Canicattì, come abbiamo detto poc'anzi, si gioca questo sabato, poi c'è Castellammare Mazzarese, Casteltermini Parmonval, Dolce Onore Marsale Unitas Sciacca, Mazzaraenna Monreale Acragas rinviata a mercoledì 20 ottobre alle ore 15, Marineo Nissa e Pro Favara Don Carlo Misilmeri. Non cambia il risultato Dolce Onorio Marsala Acragas, gara disputata lo scorso 3 ottobre, e non cambia neanche la classifica generale. Il giudice sportivo, dopo gli opportuni accertamenti, ha verificato la possibile posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sabale Modou Lamin, impiegato dalla società Dolce Onorio Marsala. Infatti, presso il competente ufficio tesseramento del Comitato regionale di Sicilia è emerso che il calciatore in questione risulta essere tesserato regolarmente per la società marsalese in data 3/10, praticamente lo stesso giorno della disputa della gara. Sempre per quanto riguarda l'Acragas, ben 3 calciatori biancazzurri sono stati fermati per una gara dal giudice sportivo per la competizione di Coppa Italia. Si tratta di Alfonso Cipolla, Stefano Maiorano e Giovanni Leonardi. Tutte e 3 dovranno slottare la gara di andata del trofeo Gianfranco Provenzano. Infine una notizia di calciomercato. E come preannunciato nei giorni scorsi, la società ha provveduto all'ingaggio dell'attaccante partenopeo Antonio Silvano,
classe 95 proveniente dall'Eccellenza Calabria e più sottamente da Sersave. 100 gol in carriera, è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha militato in Eccellenza Campana, Siciliana, Veneta e Molisana. Di recente ha giocato in Sicilia con la San Gataldese e il Pro Favara. Mercoledì prossimo potrebbe tornare utile al tecnico Giuseppe Anastasi allo stadio Lo Monaco contro il Monreale. Intanto si gioca la 6ª giornata nel campionato di promozione Girone A. Il Raffadali in anticipo questo sabato affronta fuori casa il Resultana San Lorenzo, compagine che occupa la prima posizione a punteggio pieno con ben 12 punti. Di contro il Raffadali sotto di 2, che cercherà il classico sgambetto per operare il possibile sorpasso. L'altra agrigentina presente in questo torneo è il Camarat, che ospita al vecchio Sadaci il Partinico Audace. In prima categoria, Girone B, l'Empedoclino al Collura ospita il Forte Master Pro di San Cataldo, in una gara che si presenta impegnativa. Sul nuovo green, i ragazzi del presidente Alessandro Termini faranno di tutto per conquistare l'intera posta in palio. Per quanto riguarda invece le altre agrigentine, trasferta insidiosa per il Gemini sul campo dell'Aspra, mentre il Ravanusa affronta sul proprio campo i cugini dell'Atletico Favara. Scendendo di categoria in seconda, gioca in anticipo questo sabato la Virtus Favara, sempre sul rettangolo di gioco del Marianopoli. Altre partite in programma, Capobello in casa con l'Atletico Villalba, come anche il Muxar tra le mura amiche con l'Acquaviva. Nel girone A invece l'unica agrigentina presente, vale a dire l'Alessandra della Rocca, in trasferta sul campo del Colomba Bianca. Infine, finalmente, dopo un paio di anni di assenza dovuta al Covid-19, riprende il campionato di terza categoria della provincia di Agrigento. Ai nastri di partenza 12 squadre, tutte vogliose di fare bella figura. Si inizia questa domenica 17 ottobre con le seguenti gare in programma: Atena Ribera 1954, Bivona 2020, Sciacca Soccer 2014, Cenciana Soccer Licata, Gattopardo Palma Aragona, Montallegro Real Canicattì e poi ci sarà Real Licata Burgio. E concludiamo con una notizia che riguarda tutti gli affezionati e tifosi del Milan Club, storico club appunto di Serie A. Il prossimo 20 ottobre, ospite del Milan Club, Paolo Maldini e Gennaro Gattuso di Agrigento, ha organizzato un incontro con Franco Baresi, capitano storico del Milan e capitano della Nazionale Azzurra. Il tutto si svolgerà all'Hotel Crabello del Villaggio Mosè. Saranno presenti diversi presidenti di club rossonere locali e siciliani per presentare il libro autobiografico Libero di sognare. Coordinerà l'evento il collega Davide Sardo. E parliamo di calcio ancora con la squadra di Aragona, con un'intervista realizzata da Tonino Butera ad Alessandro Di Caro. Mister De Caro inizia una nuova avventura, inizia il campionato di terza categoria. Lei ha assunto la guida tecnica dell'Aragona. Che campionato sarà? Ieri sera una riunione all'AIA con tutte le società, un campionato sicuramente d'alto livello perché ci sono tantissime società di blasone, vedi Aragona, Cianciana, Ribera, diverse squadre di Licata, c'è anche un Real Canicattì, quindi sarà una provincia rappresentata da tante realtà. Sì, ieri sono stato pure io presente lì alla riunione dove c'erano i vertici della Lega regionale e quelle nazionali che hanno spiegato un po' i termini di questo campionato. Caramanno, Angelo, il delegato provinciale, parlavo di questo, del fatto che molte squadre e moltissime società che hanno una storia nel calcio provinciale, nel calcio siciliano, sono alla ribalta in terza categoria, quindi sarà un campionato duro. Per me non è una terza categoria intesa come le terze categorie di una volta, dove era semplicemente un passatempo di chi lavorava e a 40 anni, a 45 anni la domenica si presentava al campo. Vedi la mia squadra e vedi anche gli organici di altre squadre dove ci sono moltissimi giovani che vogliono mettersi in mostra con relativi, diciamo, anziani, che poi anziani non sono perché a 30 anni non li considero anziani, che hanno fatto categorie superiori, l'eccellenza e la promozione. Quindi sarà un campionato molto molto duro e affascinante nello stesso tempo.
Che messaggio vuoi lanciare ai tifosi di Aragona? Ho visto grande entusiasmo anche negli allenamenti, avete fatto pure una bella amichevole con il Gemini in settimana. Sì, io voglio intanto ringraziare il popolo aragonese perché lo conosco da tempo, averci lavorato 7 anni qui ad Aragona e conosco ogni angolo del paese. È un popolo straordinario, che se ne dica, che si dice che l'aragonese è babbo, non è per nulla babbo, infatti sono tornato ad Aragona perché gli amici mi hanno chiesto di fare l'allenatore qua ad Aragona e sono venuto con tanto entusiasmo. Ripeto, per me non è una terza categoria, per me è un campionato importante, per me è un campionato come se fosse la Serie A, come se fosse nei professionisti. E il messaggio è quello di seguirci, di darci fiducia, quest'anno vi faremo divertire. E non sto scherzando quando dico venite a vedere le nostre partite, perché esprimiamo un buon calcio con dei giovani di assoluto valore. Franco Baresi, capitano storico del primo Milan berlusconiano, nonché capitano della nazionale azzurra, sarà il 20 ottobre ad Agrigento presso un noto hotel del Villaggio Mosè per iniziativa del Milan Club Paolo Maldini e Gennaro Gattuso di Agrigento. Baresi incontrerà la stampa in occasione della presentazione del libro autobiografico Libero di sognare e coordinerà i lavori il giornalista Davide Sardo. Con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, non prima di avervi augurato un buon weekend. Arrivederci.